Il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Diego Moretti, e il consigliere regionale Andrea Carli, relatore di minoranza per l'assestamento di bilancio, sono intervenuti questa mattina in una conferenza stampa a Udine, durante la quale sono state illustrate le proposte del gruppo del Partito Democratico all'assestamento di bilancio che andrà in discussione in aula dal 22 al 24 luglio prossimi. Secondo i consiglieri Dem, i temi da affrontare con forza sono diversi, a partire dalla questione demografica. Nel settore sanitario, una delle proposte principali sarà incentrata su maggiori investimenti nel campo della prevenzione, che garantisce maggiore salute in una regione che è caratterizzata da un'elevata incidenza di patologie oncologiche e quindi anche con il conseguente abbattimento della spesa sanitaria. Le risorse sono tante e quindi chiaramente molte delle misure trovano la nostra condivisione, ma non possiamo permetterci di sprecare risorse o meglio di non raggiungere obiettivi importanti. Siamo una regione che anche in questo assestamento impegnerà 1.200 milioni, 2,5 punti del PIL regionale che è di 41 miliardi e nonostante questo la nostra regione cresce molto meno di altri territori dove magari non ci sono regioni a statuto speciale.